La vendetta per un furto subito sarebbe la causa scatenante della missione punitiva organizzata da 5 persone di Ravanusa nei confronti di 2 minori romeni. Il furto è stato commesso martedì scorso all'interno di un negozio di telefonia del centro, di proprietà della famiglia Montana. I commercianti, che avrebbero individuato in 2 ragazzi romeni gli autori del gesto, sono andati nell'abitazione di uno dei 2 e con la forza lo hanno costretto a confessare il furto. Nell'attesa che i 2 ladri riconsegnassero la merce rubata, i commercianti coadiuvati da 2 complici avrebbero sequestrato, quale garanzia, lo stesso presunto ladro e sua sorella. Scattate le ricerche, i carabinieri della compagnia di Licata, unitamente a quelli del reparto operativo di Agrigento, li hanno ritrovati e fermato gli autori del sequestro. Nel frattempo, nell'abitazione dei romeni, il padre, un uomo di 65 anni, si era tolto la vita impiccandosi. Intanto, per le 5 persone arrestate, il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto non ha convalidato il fermo, disponendo ai domiciliari per Angelo Bottaro e Antonio Gattuso. Ai commercianti Giovanni, Luigi ed Ivan Montana, invece, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Ravanusa. I 5 sono accusati a vario titolo di violenza e sequestro di persona.